Il 23% dei giovani fra i 15 e i 24 anni è senza lavoro e i NEET, ovvero i giovani senza impiego né istruzione né impegnati in qualsiasi altro tirocinio o simili, stanno aumentando. Ad oggi sono al 23,7%. Dati allarmanti ancora una volta circa i giovani che per il governatore Luca Zaia confermano che la stella polare delle priorità deve essere quella di rilanciare l'occupazione, in particolare quella proprio giovanile. Dati che tracciano un quadro a due facce, ad essere sinceri. Da una parte la difficoltà di trovare lavoro, di inserirsi in un mercato che fa sempre più fatica a stare di per sé e che vede imprese fallire un giorno dopo l'altro. Figuriamoci assumere. Luca Zaia infatti parla di scontro con un mercato del lavoro che non offre opportunità e li costringe ad andare all'estero. Ma dall'altra una schiera di giovani che rinunciano in partenza perché il lavoro magari è troppo impegnativo o impegna i weekend. Casi certo nella maggioranza che invece vuole lavorare ed impegnarsi. I giovani, ha concluso Zaia, sono il cuore pulsante di una comunità e di un territorio e rappresentano la fonte di innovazione e sviluppo per le imprese e le istituzioni. I dati Istat però sono davvero allarmanti e i giovani, o meglio i NEET, sono sempre più scoraggiati.